Ultimi giorni di campagna elettorale in vista dei ballottaggi di domenica nei comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessuno dei candidati sindaco ha raggiunto il 50% più uno dei voti. A Spinea è arrivato Luca Zaia per sostenere la candidatura a sindaco di Martina Vesnaver. Un incontro con cittadini e simpatizzanti per il quale si è scelto simbolicamente il Villaggio dei Fiori, un quartiere con diverse criticità da risolvere. Vesnaver è impegnata nel ballottaggio con il vice sindaco uscente Emanuele Di Tadi, che si è apparentato con il candidato civico Massimo De Pieri. Tra Vesnaver e Di Tadi, tra l'altro, non ci saranno altri confronti pubblici. Perché i confronti ci sono stati ampi per più di 2 ore. Abbiamo sviscerato quelli che sono i nostri programmi e i nostri punti di vista. Il mio era chiaro, il loro forse meno, nel senso che l'apparentamento di conseguenza avrà dovuto mischiare un po' le carte. Ritenevo superfluo un nuovo incontro, perché? Perché effettivamente saranno loro che dovranno spiegare alla cittadinanza su quali punti confluiranno. Martina Vesnaver ribadisce alcuni dei punti salienti del suo programma elettorale. Un programma semplice, programmatico, definito per punti. Portiamo di nuovo la politica, l'amministrazione vicino ai cittadini. Punteremo da subito alla riqualificazione e al censimento degli edifici pubblici dalle scuole. Fra 2 mesi le scuole si riapriranno, dovranno essere efficienti perché ospitano i nostri figli. Così con la manutenzione del verde, basta con un silenzio dei cantieri per le strade e poi negli ultimi mesi i disagi per tutti i cittadini. Le manutenzioni vanno programmate in modo da non creare disagio a tutti quanti noi.